naturalmente è una persona che sa qual è il motivo reale di questo referendum e ha cercato di spiegarlo. Io vorrei continuare con le spiegazioni passando la parola adesso a Beniamino Puscolo, che è praticamente l'esponente di Forza Italia presente questa sera. A te, Beniamino. Grazie. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, un invito sentito in maniera particolare perché comunque parliamo di Veneto, del Veneto e dei Veneti. E tra 6 giorni si aprono i seggi e quindi ci si aspetta che i Veneti possano in qualche modo esprimere la loro opinione su tutto quello che è stato il percorso per richiedere maggiore autonomia. Però prima di addentrarmi sottolineo una cosa particolare che mi ha colpito, cioè il 22 ottobre, se parliamo del 22 ottobre di 151 anni fa, il Veneto andava a votare per l'annessione al Regno d'Italia dopo la terza guerra d'indipendenza, infatti, e quindi vedere questa straordinaria coincidenza del 22 ottobre dovrebbe in qualche modo permetterci di pensare anche alla nostra storia, a quello che era il Veneto prima e come si è evoluto fino a diventare la locomotiva d'Italia negli anni d'oro, e poi anche di tutto il passaggio tortuoso che ha avuto il Veneto come l'Italia, come il mondo intero, sulla questione della crisi che non è argomento all'ordine del giorno. E parlare di referendum oggi mi viene da parlare su quelle critiche che ho sentito sui social media, sulla stampa, di qualche illuminato che pensa che questo referendum sia inutile, sia costoso, senza però fare un raffronto, un confronto con ciò che potrebbe essere più utile o meno costoso. Mi spiego. Dire che il referendum non serve a nulla, dire che andare a votare non serve a nulla, fa violenza a quella che è la nostra intelligenza, perché se pensiamo che oggi si va a votare a suffragio universale, quindi possono votare tutti, le donne che hanno avuto il voto dal 46 in poi, o i comuni cittadini, tutti possono andare a votare, chi gode dei diritti politici attivi e passivi. E prima invece non era così, si andava per caste, si andava per cultura, si andava per censo e per economia. Oggi invece possiamo andare a votare tutti. È una cosa scontata per noi, ma in qualche altro paese, in qualche porzione di mondo, non è così. Fanno le guerre per andare a votare. Eppure qualcuno ci dice che è inutile. Ci dice che è inutile perché dovremmo fare come il presidente Bonaccini qua in Veneto, il presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna, che si è fatto assicurare dal governo, non so in quale forma e in quale modo, che l'Emilia Romagna potrà essere riconosciuta un'autonomia. Poteva fare così anche il Veneto. Questa è una di quelle critiche che ho sentito e visto, e quindi mi sono dato a documentare se effettivamente è vero. L'ho fatto anche presto perché con Carlo Alberto, vicino, è mio compaesano, oltre che maestro e amico, i documenti si possono avere in maniera più facile, più veloce, ma è sufficiente anche andare in internet, perché comunque con un minimo di colloquio informale si va su internet e si vede che il Veneto, pensate, il Veneto, è dal 98 che chiede più autonomia. È stata approvata una risoluzione, la numero 49 del 98, il 23 aprile, dal Consiglio regionale del Veneto, per chiedere di fare una legge, perché si vuole una legge statale per avere più autonomia in determinate materie. Poi successivamente, dopo un po' di anni, con la delibera di giunta regionale 3255 nel 2006, quindi siamo oggi nel 2017, 11 anni dopo siamo oggi, si è chiesto maggiore autonomia nuovamente, fino ad arrivare, la farò breve senza fare di tutto il percorso, anzi chiedo a Tesserin piuttosto, che può portare una testimonianza di persona che direttamente ha affrontato, discusso e combattuto su queste cose che io ho solo studiato, che vi sto esponendo così come le ho viste e lette. Con la delibera del Consiglio regionale del 98 è stato dato mandato al Presidente della Regione Veneto
di negoziare, di avere più autonomia per 14 materie. Siamo nel 2007 e quindi vuol dire che la riforma del titolo quinto è avvenuta nel 2001, aveva già modificato alcune cose, quindi sentite parlare dell'articolo 116 e delle materie, vedete che siamo arrivati a oggi grazie alla legge, allo statuto che è stato approvato, perché dal 2001 si doveva rinnovare lo statuto delle regioni, partito nel 2000 come discussione, approvato nel 2012, quindi dopo 12 anni, fino ad arrivare alla legge Tognolo-Tesserin, che porta anche il nome dell'amico Carlo Alberto, per la legge per il referendum. Quindi vedete, quando uno mi dice oggi si potrebbe fare come l'Emilia Romagna, mi viene da sorridere, perché dire, che cosa ha fatto l'Emilia Romagna se non un comunicato mediatico in un momento storico all'interno del quale noi abbiamo un referendum insieme alla Lombardia e loro non hanno fatto niente, nessuna battaglia, nessun sacrificio, nessuna discussione. Quindi dire che oggi si chiede al popolo veneto di esprimersi in tutto questo percorso difficile, complesso, molto fluido, perché vedete Roma non ha mai risposto, il governo, qualsiasi esso sia stato negli anni, mai ha risposto al Veneto in maniera determinata, iniziamo a negoziare, iniziamo a fare la legge. Anche perché mi ricordo di aver letto che, me lo sono anche segnato così non posso sbagliare, nel 2012 è stata anche approvata dal Consiglio regionale un progetto di legge statale e regionale per negoziare più autonomia sul Veneto. Quindi è stato anche formato un gruppo di costituzionalisti per seguire il processo. Quindi il Veneto come istituzione, per quanto riguarda la richiesta di autonomia di alcune materie, di tutte le materie, quello è un passaggio successivo, lo ha fatto in maniera seria, però non è stata ascoltata. Quindi quella democrazia rappresentativa non è stata sufficiente per portare dei risultati brillanti, non per colpa del Veneto, non per colpa delle istituzioni del Veneto, sono altre le colpe, sono più distanti, più a sud, e quindi oggi, attraverso questa legge che è stata approvata insieme allo statuto che è stato approvato anche dal governo, in cui si dice che la regione Veneto è una regione autonoma nella sua disarticolazione dello statuto, oggi si chiede al popolo veneto di esprimersi su questa partita. Sarebbe un vero peccato, sarebbe una mancata opportunità quella di fregarsene. Certo, qualcuno dice che è anche inutile perché dal giorno dopo non c'è nessuna autonomia, non ha nessun valore giuridico questo referendum consultivo. Beh, a quelli io rispondo che se da un lato è vero che non ha nessun effetto giuridico e dall'altro che il giorno dopo non c'è l'autonomia, io so per quello che ho studiato e per quello che vi ho detto stasera che è un percorso lungo, complesso, ci dovrà poi essere una legge statale che dovrà avere la maggioranza assoluta di entrambi i rami del Parlamento, però qua io aggiungo una cosa in più, questa ve la dico. Come le regioni del sud, a prescindere dai partiti, fanno squadra quando si parla di cassa del mezzogiorno, come le regioni a statuto speciale, a prescindere dal partito, quando sono in Parlamento, onorevoli senatori, fanno squadra per non toccare quei diritti acquisiti obsoleti e anacronistici di 70 anni fa, ma non voglio neanche entrare nel merito perché non è facendoci la guerra e dicendo cosa è meglio fare agli altri a casa loro per le loro cose. Noi vogliamo l'autonomia nostra e chiediamo questo, però ci metto nella partita, nel piatto della bilancia per trovare l'equilibrio tutto. Comunque fanno squadra. È impensabile che dopo il 22 di ottobre che il Veneto e la Lombardia, che per la loro somma di parlamentari tra Camera e Senato superano i 200 parlamentari, mi pare siano 225, non facciano squadra perché l'autonomia venga fatta, perché quando dico fare squadra vuol dire che 220, oltre 220 parlamentari fanno cadere qualsiasi governo, anche qui a prescindere dal colore politico, se non ci si crede.
Dall'altro lato è anche vero che adesso avremo anche le politiche e sentiremo i programmi elettorali cosa indicheranno all'interno del loro programma per quanto riguarda questa partita. Prima ho parlato anche che qualcuno critica il costo. Sono 14 milioni di euro. Sono 14 milioni di euro il costo che io ho letto come voi nella stampa, mi sono sentito, ed è verosimile che sia quello, anche se è magari un conto di previsione. La regione li ha impegnati, poi se si spende di meno meglio, di più sicuramente no, anche perché a casa mia non è ancora arrivato nessun materiale e penso anche che non arrivi, quindi è stato fatto il minimo indispensabile per dare un minimo di dignità alla comunicazione perché arrivi più o meno a tutti, senza enfatizzare, sprecare e mandare troppa carta a casa che poi viene letta da pochi. Troppo costoso. Intanto vorrei sapere, troppo costoso rispetto a cosa? Prima vi dicevo, quando li sento parlare mi dicono ma voi di Forza Italia, voi della Lega, perché poi non dicono voi veneti, perché sono veneti anche loro a parole, ma poi nei fatti, quando si parla, se io parlo a casa mia del bilancio familiare, dico che bisogna fare dei tagli, bisogna fare degli acquisti,